Cosa sono le zone IP? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini. Nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi parliamo di zone IP. Che cosa sono e perché tutti ne stanno parlando? Le zone IP sono delle zone, passami, virtuali che danno la possibilità alle nostre centrali di allarme di gestire i flussi video delle telecamere IP. In realtà dire telecamere IP non è proprio corretto, perché io potrei avere una telecamera analogica collegata a un videoregistratore che a sua volta è in rete e che mi restituisce i flussi video su IP, ma questa è un'altra storia. Dicevamo, le zone IP sono predisposte per accettare i flussi video delle telecamere, cioè io predispongo praticamente una zona virtuale della mia centrale, che deve avere la scheda di rete o essere in rete nativamente, comunque questo per forza di cose, la quale sarà in grado di associare la rilevazione della telecamera alla mia centrale, di conseguenza farla funzionare come se questa fosse un rilevatore. Ed è per questo che tutti ne parlano, perché si stanno preparando a vendere le telecamere in sostituzione ai rilevatori di movimento. Naturalmente nessuno ti dice che questa cosa non è normata al momento, ma per quanto ne so io nemmeno nella prossima CEI 793, che in questo momento, nel momento in cui sto facendo il video, è in inchiesta pubblica, non si menzionano in alcun modo le telecamere e o le zone IP. Quindi bello, tutto figo, tutto fantastico, ma non lo possiamo certificare, quindi il nostro impianto di allarme dovrà sempre essere realizzato con i nostri rilevatori certificati e eventualmente potremmo aggiungere telecamere IP. Grazie alle zone IP, infatti, la nostra centrale potrà ricevere tutti gli allarmi che arrivano dalle telecamere, ma se le nostre telecamere hanno anche l'intelligenza artificiale, l'analisi video basata su intelligenza artificiale, ecco che questo potrà diventare un valido aiuto alla discriminazione eventualmente di falsi allarmi, di allarmi impropri, o per creare degli end con le zone esistenti, in modo che un allarme improprio di un rilevatore debba essere confermato dall'allarme della telecamera. Se non succede che viene confermato dall'allarme della telecamera, quello viene discriminato come allarme improprio e quindi scartato. Ma di zone IP sicuramente parleremo ancora in futuro, visto che da qui, ed è solo la partenza, stiamo approcciando in questi periodi. Alcuni produttori di centrali sono già pronti per accettare le zone IP, altri arriveranno sicuramente in futuro. Spero di averti dato un buono spunto sul quale riflettere anche nel video di oggi. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!